Si svolgerà a Racalmuto il prossimo 2 settembre, sabato alle ore 18, nella prestigiosa sede della Fondazione Leonardo Sciascia, il Premio Nazionale Solidarietà, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori da 12 anni, dedicato a Monsignor Cataldo Naro, già vescovo di Monreale. Il premio, che si svolge annualmente, verrà consegnato alle personalità che si sono distinte nel mondo della solidarietà, della cultura, della scienza, dell'arte e del lavoro. Ne parliamo con il presidente Enzo Sardo e con l'onorevole Decio Terrana del Movimento Cristiano Lavoratori. Intanto va detto che l'MCL è un movimento fondato da Paolo VI, un movimento che è presente in tutta l'Italia e assiste oltre 1 milione di persone, ma si è esteso anche in gran parte del mondo, dove basti pensare che siamo presenti oltreoceano, in America, in Argentina, quindi c'è un movimento che è cresciuto moltissimo, però il movimento si pone come strumento che vuole intermediare tra l'istituzione e i cittadini. È chiaro che oggi viviamo in un clima di profonda crisi morale, dove la prima forma di società, che è la famiglia, che non funziona, la società più complessa che non funziona, la scuola stessa che ha difficoltà, va avanti a singhiozzi, la tassazione che è pesante, la questione morale che è molto caduta. Come vediamo ci sono una situazione di grande difficoltà in questo Paese. Allora abbiamo pensato, io, un gruppo di amici, Enzo Sardo e tanti altri amici, anche con il presidente Di Matteo, di mettere su un premio, perché noi parliamo sempre degli aspetti positivi della società e come tale vogliamo dare modelli positivi ai giovani, perché i social hanno truccato, hanno drogato i cervelli. Basta pensare che circa l'80% delle persone non sa distinguere una fake news da una notizia vera, quindi viviamo in un mondo virtuale. Ragione per cui noi cerchiamo oggi di creare le condizioni morali, ripristinare quella moralità che serve al Paese, e quindi questo premio, il valore ideale di questo premio è quello di portare avanti la solidarietà come strumento di crescita sociale e civile. Continuando il ragionamento che ha fatto l'onorevole Decio Terrana, che ha sottolineato la sua funzione sociale del movimento dell'MCL, ossia il grande concetto della solidarietà. Perché solidarietà? Stiamo vivendo una stagione di grande qualunquismo, di individualismo e a volte anche in un periodo in cui si sono fatti avanti molti impostori. Come combattiamo qualunquismo, impostura e egoismo? Li combattiamo con un unico concetto che è fondamentale, che si chiama solidarietà. Tant'è vero che questo movimento, il Movimento Cristiano dei Lavoratori, è stato voluto da Paolo VI nel 1972. Perché abbiamo premiato alcune figure? Per esempio abbiamo la dottoressa Cino, che lavora al pronto soccorso di Agrigento, la chiamano il medico dei poveri. Abbiamo premiato il sacerdote Pontillo, perché svolge nel mondo della cultura una sensibilità eccezionale. Premieremo il Presidente nazionale dell'Azione Cattolica, che svolge una funzione di lievito. La giuria, che è una giuria nazionale presieduta da Decio Terrana, però della quale fanno parte il Presidente nazionale dell'MCL, il Presidente regionale dell'MCL, io nella qualità di Presidente provinciale, l'Avvocato Tesè, il clinico Totò Di Rosa, la scrittrice De Marco. Abbiamo voluto dare questo senso di occupare più scienze nella vita civile, perché tutti questi contribuiscono a creare quello che noi chiamiamo solidarietà nel mondo dell'arte e della cultura, cioè la vera e propria promozione umana.